Allora, un attimo soltanto. Adesso che è partita la diretta, ma le persone si stanno per connettere, segnale diciamo che è buono. Eccolo qua. Bene, le prime persone si stanno connettendo. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Siamo con Michele Cuscusa. Buongiorno. Di Fattorie Cuscusa. E oggi parliamo della prima pecoreria non solo in Sardegna ma in Italia. Vi faccio vedere un attimo, vedete, guardate, siamo dentro un supermercato a Selargius in provincia di Cagliari, vedete, guardate, questi sono tutti prodotti fatti Latte di pecora. con latte di pecora. Michele, raccontaci la pecoreria, perché questa è una novità a livello italiano. Che cosa è successo? Allora, io con i miei fratelli crediamo in... Alza un po' la voce. Allora, io con i miei fratelli crediamo diciamo, in questa cultura che è una nostra cultura del mangiare prodotto derivato dal latte di pecora, quindi yogurt, formaggi freschi, molli, spalmabili, cremosi, pasta filata, yogurt e gelato di pecora. Quindi hai prodotti tradizionali nella pecoreria. Stamattina Michele hanno munto le loro pecore e quello che vedete qua è il latte trasformato in diverse cose, perché vedete c'è lo yogurt fatto con latte di pecora, guardate c'è il cioccolato, c'è il budino, panna cotta, abbiamo formaggi piccanti. Ma 10 tipi di formaggi. qual è stata la risposta? Perché tu hai avuto un'idea, naturalmente. Il latte di pecora me lo trasformo e me lo porto in città e faccio una pecoreria. Guardate dove siamo. Siamo in un supermercato, ok? Però in questo supermercato Michele ha deciso di fare la pecoreria. Guardate. Allora Michele, qui ci sono i prodotti che hai trasformato, ma facci vedere dietro, perché qui c'è un mini caseificio. Quindi se guardate, guardate, in fondo ci sono le casse, qui c'è il laboratorio. Michele ha creato una postazione per fare il formaggio, per fare la trasformazione. Modello sushi, lo fai, cioè, modello sushi perché? Perché la cultura italiana e europea è stata stravolta di un prodotto che non appartiene alla nostra cultura, del cibo, del mangiare. Se per noi la nostra cultura, perché in Sardegna ci sono più pecore che abitanti, è la pecora. Quanti sono le pecore secondo te in Sardegna? Ma sono più degli abitanti, sono un minimo 3 milioni e mezzo su 1,5 milioni di abitanti. Quindi in Sardegna ci sono 3 pecore per ogni abitante. Quindi ci sono 3 milioni e mezzo di pecore. Allora questo latte, questo prodotto lo dobbiamo sfruttare veramente. Quindi non solo per fare pecorino, ma per fare anche altri prodotti derivati dal latte di pecora. Come dicevo prima, prodotti freschi, molli, spalmabili, cremosi, pasta filata, yogurt e gelato, quindi si possono fare tanti prodotti, però farli e vendere direttamente, perché se no mi confonderei con tutti gli altri formaggi che se andiamo più avanti è pieno. Quindi l'idea era quella di venire, metterci la faccia. Ecco, adesso vi voglio far vedere una cosa, quindi vedete, guardate, vedete qui siamo dentro un supermercato, ma è stato installato praticamente una postazione per fare il mini caseificio. Quindi sta succedendo la stessa cosa che succede a Gonno Stramazza, perché voglio ricordare che Michele è il titolare di una fattoria bellissima. Quante pecore hai, Michele? Va bene, io con i miei fratelli conduciamo un allevamento ovi-caprino, suino e equino, abbiamo circa 1 migliaio di pecore, un centinaio di capre, alcuni bovini, sempre per il fabbisogno uso e consumo e trasformo. Quindi noi produciamo, trasformiamo, vendiamo, facciamo la vendita diretta, ma ne riusiamo anche prodotti nell'agriturismo. Però per tutto quello che sta succedendo nel mondo, cioè non possiamo, ogni volta c'è qualcosa che per noi, per la pastorizia almeno, è una difficoltà assoluta. C'è un evento calamitoso, c'è un evento. Quindi abbiamo scelto di andare direttamente, non come si fa avvicinare il consumatore al produttore, ma qui è il produttore che si avvicina al consumatore. Produciamo direttamente vicino al consumatore. Diciamo che questo veramente, ragazzi, è chilometro zero. Noi vedete adesso il latte è in lavorazione per la trasformazione, ma facciamo vedere, prendiamo uno dei tuoi prodotti. Allora, adesso pensiamo al latte di pecora e pensiamo al pecorino. Io prenderei un cioccolato, guardate il latte, un budino fatto col cioccolato.
Tra l'altro sono prodotti freschissimi. Guardate, ecco, vedete, budino fatto al cioccolato, panna cotta, abbiamo la panna cotta, stracchino, guardate, pistacchio, stracchino pistacchio, guardate, stracchino, pistacchio, quindi l'azienda agricola che ormai differenzia. Direttamente la merenda, Guardate, pronta da portare a casa o guardate dagli che amici, meraviglia. Che cos'è questo? Questi sono due prodotti diversi, un bis di formaggi da portare a casa e fare la merenda o l'aperitivo, o portare a casa degli amici per consumarlo in compagnia. Allora, quando potremmo far vedere? Adesso vi vedete? Tra l'altro nei prossimi giorni vi terremo informati su queste che sono le iniziative di Michele, che è un imprenditore ma con grande orgoglio continua a ribadire. Guardate, questo è il latte munto poche ore fa, quindi adesso va in trasformazione. Ma vi dicevo, Michele ha l'orgoglio di dire che fa parte della comunità più importante della Sardegna, che è quella dei pastori, che non sono solo imprenditori, non fanno solo cibo, ma sono portatori di valori arcaici, quei valori che ci sono quasi in tutte le famiglie sarde, no Michele? Quanti sono i pastori in Sardegna? Ci saranno 3.000 aziende in tutta la Sardegna. Ecco, quindi guardate il latte. Adesso ci metto. Cosa stai preparando, Michele? Allora, sto preparando un calladeddo. Un calladeddo. Praticamente il latte coagulato. Quindi il latte coagulato. Latte e caglio. Questa è una preparazione che normalmente tutti i giorni avviene in tutti i caseifici, ma nei caseifici la cosa straordinaria è che siamo dentro un supermercato. Quindi questa è una novità assoluta che dal mio punto di vista anche non ha solo un valore commerciale ma culturale, perché può aiutare chi non è mai andato in campagna a vedere delle cose che prima erano lontane. O no Michele? Quante sono le persone che... Qual è stato il ritorno a questa tua iniziativa? Guarda, la mia iniziativa è per avvicinare il pastore al consumatore, cioè avere una presenza diretta di chi produce, perché molte volte questa cosa viene a mancare, cioè il consumatore, a parte questa pandemia, non è che si può spostare facilmente, venire dal consumatore, quindi è stato anche un avvicinamento, chiamiamolo come... Ecco, guardate, quindi il latte di pecora già coagulato, guardate, sta coagulando. la magia del latte dal liquido diventa solido. Il latte si sta già, diciamo, solidificando, sta diventando più corposo rispetto allo stato liquido. Guardate che meraviglia! A che ora è stato munto questo? Allora, questa mattina l'abbiamo munto alle 5:30, va bene, preparare tutto, refrigerarlo e poi metterlo nel contenitore, portarlo e portarlo qua per lavorare. Grazie a Francesca Quargentam che dice che siamo un popolo meraviglioso. Sicuramente siamo un popolo che cerca di portare avanti le nostre tradizioni e metterle a disposizione di tutto il mondo, perché noi non siamo gelosi delle nostre tradizioni, anzi
il nostro cibo è una merce di scambio, una moneta di scambio importante per poter allacciare rapporti di amicizia. E questo Michele lo fa perché tu, Michele, comunque giri il mondo. Ma guarda, da me nella fattoria vengono tante persone da tutto il mondo, Sud America, dal Giappone, comunque hanno fatto esperienze in fattoria. Anch'io però non è che ho trasmesso esperienza, ma ho ricevuto esperienze diverse. Anche loro mi hanno trasmesso delle cose, delle innovazioni da portare nella produzione, nella trasformazione. Tu pensa a un mio ospite giapponese, in Giappone conosciuto come il ricottaro, fa 30 piatti diversi di ricotta, che per noi la ricotta è un sottoprodotto. Lui con quello che noi chiamiamo sottoprodotto ricotta fa 30 piatti diversi. Vorrei rispondere a Roberto Castiglioni che chiede quando il progetto approderà a Sasse. Ti posso dire, Roberto, è in fase di sviluppo il progetto, ma sicuramente puoi contattare Michele perché Gonno Stramazza è tra Cagliari e Oristano e se hai bisogno del loro prodotto facilmente te lo possono far avere. Ecco, nel frattempo il latte, come si dice in sardo? Callao. È callao. Callao cosa vorrebbe dire in Coagulato, praticamente da liquido è diventato solido. Ecco, guardate, nel giro di pochi minuti, guardate, ecco, guardate, vedete? Sta diventando sempre più denso, quindi si sta trasformando. Che potrebbe diventare acido, potrebbe così è dolce. Cioè adesso se io lo taglio, lo faccio spurgare, lo metto in camera calda, potrebbe diventare acido, o lo mangi dolce, lo mangi acido, poi più avanti diventa anche più, si solidifica, diventa sempre più duro, si può anche usare per condire delle pietanze. Naturalmente questo poi mi fa pensare a dove c'è l'azienda Fattorie Cuscusa, perché lì si possono fare anche dei mieli straordinari. Naturalmente a me questo piace molto con il miele, ma sicuramente avete visto c'è fatto anche il cioccolato, lo yogurt. Ogni prodotto può essere utilizzato sia fresco, può farlo stagionare, può farlo con la frutta, può farlo con le verdure, quindi può farlo piccante, può farlo dolce, cioè lo può abbinare in cucina. Vilma Perra ti chiede se questo è su gaso acedo. Certo, potrebbe diventare casacedo. Adesso potrebbe diventare sia acido o rimanere dolce, cioè, o essere consumato così potrebbe essere dolce. Se vogliamo lo taglio a croce, lo faccio spurgare, lo metto in camera calda questa sera, domani mattina lo metto in frigo. Quindi vedete, il latte è come se fosse un qualcosa di magico. Dopo la mungitura questo liquido meraviglioso si può trasformare in 1000 modi diversi. Lo yogurt di pecora, cioè questo è su YouTube, che sarebbe lo yogurt del pastore, perché prima non c'era tutta questa aspettativa di aspettare, questo era lo yogurt del pastore. Però lo yogurt che facciamo latte fermento, che facciamo del latte di pecora, è una cosa molto particolare ma molto nutriente e anche fa bene al nostro organismo. Cioè noi abbiamo bisogno di mangiare, perché comunque sia la pecora sarda è un animale libero, non è un animale da stalla, cioè è un animale che vive in libertà, nasce in libertà, perché in Sardegna, sappiate che in Sardegna la pecora non c'era, il nuragico adottava e mungeva il muflone. Gli antichi romani portarono la pecora in Sardegna, incrociata con il muflone, nasce una pecora nera. Da una pecora nera ne nasce una bianca, da una bianca ne nasce una nera, non è mai bianca. Quella è la pecora sarda. Quindi in ogni gregge c'è sempre una pecora nera, ma non è che poi fa una nera, ne può fare una bianca, con le orecchie piccole, discendenza del muflone, quindi è una pecora libera. Quindi i prodotti sono per questo sani, genuini e naturali. Dobbiamo consumare il più possibile quello che è la nostra cultura e la nostra tradizione, la pecora sarda. Bene, allora io per adesso ringrazio Michele, vi dico che con Michele è nato un rapporto con ricette di Sardegna importante, perché tra qualche giorno ci ritroveremo nelle fattorie Cuscusa, ci ritroveremo qua perché parleremo di pastorizia, parleremo di pecore, parleremo di mungitura, parleremo di lorighittas, parleremo della famiglia di Michele perché siamo dei fratelli splendidi, e magari parleremo anche di cavalli perché nella famiglia di Michele questi quadrupedi meravigliosi vanno molto di moda. Ti ringrazio Michele, e buon lavoro. A voi, grazie.